resta altro che constatare quanto è successo e da questo imparare qualcosa, perché comunque si può imparare qualcosa anche da queste tristi fatalità. Sono ancora scossi per l'intervento che li ha visti impotenti davanti alla morte di una giovane madre in passeggiata con la famiglia. I volontari del soccorso alpino non hanno che potuto recuperare il corpo senza vita di Elisabetta Biolo, 42 anni appena, di Dolo, in provincia di Venezia. Era in vacanza con la famiglia, con la figlioletta e il marito. Rientrerà al suo paese con il carro funebre. Nessuna inchiesta, nessun fascicolo è stato aperto. La salma era a disposizione dei familiari già qualche ora dopo i fatti. Oggi a Calalzo sono saliti i parenti più stretti per sbrigare le ultime formalità burocratiche. Non ci sono responsabilità da ricercare, da attribuire, è solo una ingiusta fatalità quella che si è consumata ieri in questo luogo tanto bello quanto misterioso e a volte pericoloso. La zona è fra le più conosciute del Cadore, la cascata delle Pile in Val d'Oten è una meta frequentata dalle famiglie per la bellezza dei luoghi, la facilità di raggiungerli. Nessuno avrebbe potuto immaginare un epilogo tanto tragico per quella escursione tutta familiare di Elisabetta con i suoi cari. La montagna ha le proprie regole, è inutile andare a mettere divieti, andare a mettere cartelli dappertutto, bisogna conoscerla e rispettare le regole che ci sono, a noi saperci adeguare adeguatamente.